18.000 metri cubi di comfort, ecosostenibilità e design, dove la piacevolezza degli ambienti si riflette anche sulla produttività del lavoro. Si può riassumere così il progetto del nuovo quartiere generale Oceano, inaugurato a Pordenone dal gruppo Servizi CGN, specializzato a livello nazionale nella consulenza fiscale e punto di riferimento in Italia per oltre 30.000 professionisti del settore. Il progetto è nato dalla necessità di accogliere i nuovi collaboratori del gruppo, raddoppiati passando da 90 del 2010 agli attuali 181. Ma poi il concept è stato sviluppato dando vita ad una sede aziendale sostenibile, energicamente ed impiantisticamente efficiente e attenta al benessere di chi vi lavora e dell'ambiente circostante. L'edificio è stato costruito nel rispetto dei criteri per l'ottenimento della certificazione energetica Casa Clima Classe A, risultando il più grande edificio del suo genere in Friuli Venezia Giulia. Cosa ci sia dietro questo progetto è lo stesso presidente del gruppo, Giancarlo Broggian, a spiegarlo. O ti distingui o ti estingui. Per distinguersi oggi bisogna puntare sulle persone. Per distinguere oggi bisogna far crescere le persone. E questa è una delle caratteristiche nostre fondamentali. Un collaboratore che non mi vende tempo, ma scambia con me cultura e cuore, l'azienda cresce. Obiettivo nostro, sempre crescere le due cifre. L'arte e il design sono alcuni degli ingredienti chiave del progetto Oceano, per il quale la proprietà ha investito oltre 10 milioni di euro e che la scuola di Palo Alto ha premiato nelle categorie Positive Business Location 2014. Il bello attira bello, la luce attira luce, la bellezza attira bellezza, l'arte attira arte. Tutto quello che è bello ti dà gioia interiore e ti aiuta a stare bene. E tutto ciò che ti aiuta a stare bene, tu poi lo manifesti anche di conseguenza nel lavoro. Lavori bene. Un'eccellenza dunque che trova il pieno sostegno della Regione, come spiegato dal vicepresidente Sergio Bolzanello, presente alla cerimonia di inaugurazione. Straordinaria, chiamiamola agenzia, perché è qualcosa che va molto al di là di una impresa che fa software, fa servizi, che dà assistenza, eccetera, e soprattutto un fondatore, Giancarlo Broggian, che è un reale visionario che negli anni ha visto sempre lontano, partendo da una software house, arrivando a qualcosa di molto complesso. Lo conosco da 30 anni, quindi posso dirlo non da politico che arriva a un'inaugurazione, ma a qualcosa di più. Uno che ha saputo guardare lontano e che anche nella costruzione di questa sede ha saputo realmente dare delle risposte straordinarie a questo territorio e soprattutto dando modalità di lavorare ai propri dipendenti in modo molto, come dire, confortevole da una parte e anche stimolante dall'altra.